Amém? Tu vedrai? Quello che i nostri occhi non hanno visto, neanche il nostro orecchio ha sentito, è quello che Dio sta preparando. C'è qualcosa che per te è impossibile? E tante volte noi pensiamo, non succederà mai, no? E Dio sta preparando delle cose stupende per noi. Nós stiamo pregando per i nostri figli, noi stiamo pregando per i giovani, noi vogliamo che questo gruppo cresca conoscendo chi è Dio. E tante volte, come la Isa ha detto, la speranza tante volte si perde, no? E sembra che questo non succederà più. E quando lei stava parlando, mi sono ricordato di un personaggio che si chiama Mosè. E lui ha visto la terra, ma non ha messo i piedi. E ci sono tanti miracoli nella nostra vita che noi vedremo per fede, ma non saremo qua. E Dio farà. Nós staremo pregando adesso. C'è un testo biblico che vorrei condividere, quello di Deuteronomio. Essa infatti non è una parola senza valore per voi, anzi è la vostra. La parola di Dio è la nostra vita. Per questa parola passerete lunghi giorni sulla terra, di cui state per prendere possesso, passando il Giordano. La parola di Dio è parola di vita, è la mia vita. Nós stiamo oggi perdendo il senso di inserire la parola di modo pratico nella nostra vita, quello che è la nostra vita. E oggi Itália sta soffrendo questo, Itália sta abbandonando Dio, stiamo in questo grande conflitto, affronto, la situazione delicata nel Senato italiano, nel Congresso italiano. È la storia di una legge che ai nostri occhi cristiani non deve venire fuori. State acompanhando questo? Penso che sarà approvata questa legge, ma Itália sta dicendo Dio, la tua parola noi non vogliamo. E quando Itália sta dicendo Dio, la tua parola noi non vogliamo, le conseguenze sul paese Itália stanno succedendo. Questa settimana abbiamo visto 3 ragazzi che hanno cercato di togliere la sua propria vita a Treviso. 3. Un sotto treno, un si è buttato da un ponte e l'altra ragazza con 14 anni ha bevuto troppo. Abbiamo visto che era anche la droga compresa. Dove sono i nostri ragazzi oggi? Stanno abbandonando Dio, la parola di Dio. E tante volte noi pensiamo è il Parlamento italiano, è il Congresso italiano, sono deputati, senatori, ma anche noi, quando trascuriamo la parola che noi conosciamo, sarà un disastro nella nostra vita. Perciò anche noi stiamo abbandonando. Se la parola di Dio afferma è la nostra libertà, e che cosa afferma questo testo biblico? È la nostra vita. È la nostra vita. Preghiamo adesso. Preghiamo per Itália, per il nostro paese. Preghiamo per Treviso, è la nostra città, è la nostra provincia. Come abbiamo parlato 2 domenica fa, è la provincia più ammalata d'Italia. Numero di suicidi, numero di divorzi, numero di pornografia. Treviso è il numero 1. La provincia è una delle più piccole in numero di abitanti, ma è quella che è più disastrosa in numero reale. È perché sta trascurando la parola di vita, la parola di Dio. Preghiamo per l'Italia in questo momento. Nostro Padre, quando ascoltiamo tutto questo che succede intorno a noi, quando leggiamo, il nostro cuore soffre. Tante volte pensiamo che è nella casa degli altri, ma un giorno sarà a casa nostra. Quando vediamo i nostri ragazzi che hanno conosciuto la tua verità, hanno conosciuto la parola di verità, la parola di vita, la parola di libertà, e hanno deciso di camminare secondo i propri pensieri, stanno cercando la morte. Quando vediamo i nostri deputati, senatori, stanno chiudendo gli occhi alla tua parola, è perché stiamo perdendo una strada, Padre, di libertà e di vita. Quando vediamo, Padre, tante situazioni dei nostri imprenditori, quando hanno inserito tutti i loro sogni e progetti sui soldi, e quando sono venuti a mancare, loro hanno
sepolto la propria vita anche degli altri. Quando percepiamo che i tuoi figli, Padre, conoscono questa parola e preferiscono vivere, Padre, sotto una legge di vita e non sotto la tua libertà, hanno preferito vivere sotto i propri pensieri e non sotto la tua parola, percepiamo che ancora esiste questa morte. La nostra preghiera è per questo paese, per questa stupenda, meravigliosa Itália, per questa provincia di Treviso che quando arriviamo qua siamo innamorati. Nossa preghiera, Padre, per le nostre famiglie, per i nostri ragazzi che hanno girato le spalle alla vera vita, alla croce, a Cristo, ao sangue di Cristo. Hanno girato le spalle contro Dio. Che loro possano, Padre, rendersi conto di quello che stanno vivendo e ritornare a Te, a amarti. Ritornare a Te, oh Padre, servirti. Ritornare a Te, oh Padre. E gioire, adorarti, lodare, perché Tu sei Dio presente e vivo. Dio che merita la nostra priorità di vita. Perché con Te o è priorità, o è priorità, o è priorità. Non c'è una seconda possibilità. Io prego, Padre, che noi possiamo vivere in questo modo. E che Itália, Padre, sia guarita e trasformata. E che Treviso, Padre, possa essere conosciuto in Itália come una provincia dove esiste la libertà in Cristo Gesù. Una provincia dove il Tuo nome sia glorificato. Preghiamo, Padre. E che la Tua parola abbia autorità su tutti i nostri cuori. E che noi possiamo desiderarti nella Tua parola, nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Amém, Chiesa. Próxima domenica staremo cominciando o culto alle ore 9. Dobbiamo andare fino alle 12, 12:30 più o meno, perché noi dobbiamo vivere una giornata di preghiera. Noi non possiamo scherzare, la vita è in preghiera, in intimità con Dio e noi stiamo vivendo un momento molto difficile in Italia. Sapete che a maggio qua a Treviso esiste sarà un mese praticamente su questa parte di omosessuali. A Treviso, alle nostre porte. I nostri ragazzi. I nostri. E tante volte noi cominciamo a adattarsi a una mentalità che è completamente fuori del modello di Cristo. Noi dobbiamo prendere un atteggiamento come Chiesa e parlare, e predicare, e dire quello che noi crediamo. Domenica prossima alle 9 staremo qua in preghiera, in adorazione, in culto, e staremo qua fino alle 12, 12:30, per manifestare quello che noi crediamo e intercedere per questo paese, per questa città. La Chiesa è invitata ad arrivare qua alle 9. Ok? 5 persone? Amém? Ok. Stiamo continuando sull'argomento sulla pienezza dello Spirito Santo. Domenica scorsa il Pastore Sandro ha lavorato un po' sulla parte dei doni spirituali. Domenica prossima lui starà condividendo sulla preghiera, ma oggi staremo continuando sul senso dello Spirito Santo. State frequentando i piccoli gruppi? I vostri ritrovi? Amém? Che bello. Stiamo lavorando sul libro di Atti, stiamo no capítulo 2 e di là stiamo lavorando sullo Spirito Santo. Bello che la Chiesa oggi già stiamo con 11 piccoli gruppi, stiamo per cominciare il numero 12. Tutta la provincia di Treviso oggi noi stiamo praticamente piccoli gruppi. Grazie a Dio che Dio sta facendo i suoi miracoli qua nella sua Chiesa. Pienezza dello Spirito, Efesini capítulo 4, 15 a 21. Avete percepito che la mia voce non sta molto bene, ma speriamo che finisca. Efesini 4, 15 a 21. Guardate dunque con diligenza a come vi comportate, non da stolti, ma da saggi. Só per ricordare, la parola stolti significa che cosa? Qual è la differenza di un stolto e di un ignorante? Stolto sa e non fa. Ignorante non sa. Così o stolto è quello che sa e non fa. Così non da stolti ma da saggi. Saggio è chi sa e fa. Recuperando il tempo perché i giorni sono malvagi. Perciò non agite con leggerezza,
ma cercate di ben capire quale sia la volontà del Signore. Versetto 18. Non ubriacatevi con prosecco, con vino rosso, con vino bianco. Possiamo bere, non è peccato, ma non ubriacatevi. Sapete quello che io penso? Io penso che Dio ci ha dato la libertà di sapere avere dei limiti nelle nostre cose. L'unica cosa che è fuori del limite è lo Spirito Santo. Ok, non ubriacatevi. Il vino porta alla dissolutezza, ma siate ricomi di spirito. Gigi, non ho bisogno di acqua, no, non preoccupatevi, Gigi. Neanche di prosecco. Parlandovi con salmi, inni e cantici spirituali. Cantando, grazie. E salmeggiando con il vostro cuore al Signore. Ringraziando continuamente per ogni cosa Dio Padre, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. Sottomettendovi gli uni agli altri nel timore di Cristo. Colossesi 3, 16, 17. La parola di Cristo abiti in voi abbondantemente, ammaestrandovi ed esortandovi gli uni gli altri con ogni sapienza, cantando di cuore, grazie, e viva la Juve, gli uni gli altri con sapienza, cantando di cuore a Dio, sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali. Qualunque cosa facciate in parole o in opera, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, ringraziando Dio Padre per mezzo di Lui. Questa è la parola della pienezza dello Spirito Santo. Quando lo Spirito Santo entra in una vita, che cosa comincia a succedere con noi? Comincia un processo di santificazione, di trasformazione. E è interessante che la parola dice che quando lo Spirito Santo entra nella nostra vita, entra il sigillo dello Spirito. Che cosa è il sigillo dello Spirito? Marchio, appartieni a me. Perciò che quando io credo in Cristo Gesù, nella sua parola, io ce l'ho questa sicurezza e la garanzia che adesso io appartengo a Dio. E questo marchio per quanto tempo? Per sempre. Una volta che io credo veramente in Cristo Gesù, confesso Cristo Gesù, lo Spirito Santo entra nella vita di una persona e inserisce questo marchio che non uscirà mai. Perciò quando ricordiamo quel filme di norte-americani, che c'era quello timbro sulle mandria, che quella mandria apparteneva a qualcuno, il sigillo dello Spirito Santo è la garanzia di che io appartengo a Dio. E quando eu comincio a percepire la grandezza della mia vita, o quanto importante io sono, perché lo stesso Dio è che decide di inserire questo marchio nella mia vita, dicendo, Caio, tu appartieni a me, e la garanzia che tu appartieni a me è che esiste il mio Spirito Santo nella tua vita. E quando eu comincio a immaginare questo, eu comincio a pensare, lo Spirito che criou tutto il mondo, lo Spirito che ha risorto Cristo dai morti e ha dato la vita, è lo stesso Spirito che abita in... Non c'è nessuna differenza. La potenza, la grandezza della nostra vita è che questo Spirito Santo è dentro di noi. Perciò questo processo che lo Spirito Santo comincia in noi adesso è un processo di santificazione, perché senza la santificazione la persona non potrà vedere Dio. Tante volte noi gridiamo, ma non riesco a vedere Dio, non riesco a vedere i miracoli, eu non riesco a vedere grandi cose, ma quello che manca nella nostra vita si chiama la santificazione, perché il processo di santificazione porta a essere vicino a Dio, e essere vicino a Dio, io comincio a percepire o quanto Dio agisce. Perciò in questo processo di santificazione noi possiamo entrare nella pienezza dello Spirito Santo, essere pieno dello Spirito Santo. E che cosa è essere pieno dello Spirito Santo? Pienezza dello Spirito Santo non è parlare in lingue. Pienezza dello Spirito Santo non è fare dei miracoli. Pienezza dello Spirito Santo non è stare fuori di sé. Pienezza dello Spirito Santo non è sentirsi superiore agli altri. Pienezza dello Spirito Santo non è quello senso, io ce l'ho, tu non ce l'hai, di sentirsi meglio degli altri. Questa non è pienezza dello Spirito Santo. La pienezza dello Spirito Santo invece significa che eu comincio a avere una vita che sto glorificando a Dio.
Pienezza dello Spirito Santo significa che io ho desiderio di adorare Dio. Pienezza dello Spirito Santo è la mia morte, perché è Cristo che è vivo in me. La pienezza dello Spirito Santo è una vita nello Spirito. Pienezza dello Spirito Santo è vivere quello che Gesù visse in questa terra. Pienezza dello Spirito Santo è una vita morale e etica coerente con la parola di Dio. Pienezza con lo Spirito Santo è essere servo. Pienezza dello Spirito Santo è quando eu comincio a vivere modo completamente diverso do que quello che la mia carne mi insegna. Eu comincio a vivere di quello che lo Spirito Santo di Dio mi sta insegnando. Perciò il nostro desiderio è avere la pienezza, essere pieno dello Spirito Santo e cominciare a manifestare le cose che sono di Dio. È quando eu comincio a manifestare gli attributi di Dio in questo mondo che è corrotto. La pienezza dello Spirito Santo è quando eu comincio a vivere per fede in Cristo Gesù e non d'accordo con i miei calcoli umani. Eu vivo per fede in Cristo Gesù. È questo il senso della pienezza dello Spirito Santo. Perciò che il primo lavoro che lo Spirito Santo fa nella persona qual è? Qual è il primo lavoro dello Spirito Santo in una persona? Convincere. È convincere la persona del peccato. Non sono io che convinco una persona. Non siamo noi che possiamo convincere qualcuno del peccato. Non possiamo. Io posso parlare, fratello, sorella, tu stai vivendo una vita sbagliata, così, così, così. Ma la persona può riconoscere o non riconoscere? E la persona può girare le spalle e dire basta. O la persona comincia a riflettere. Ma il vero convincere succede quando? Quando la persona permette che lo Spirito Santo cominci a trasformare. Perciò se eu estou vivendo em modo sbagliato, e l'altra persona può dirmi quello che eu estou vivendo in modo sbagliato, ma il vero convincimento che mi porta all'abbandono dello sbaglio è tramite la pienezza dello Spirito Santo. Perciò lo Spirito Santo è che convince una persona del peccato. Perciò che il convincere, il senso della conversione, è che quando noi siamo peccatori, noi riconosciamo quanto peccatori siamo. Perciò o Spirito Santo mi parla e dice quanto tu sei um peccatore. E quando eu riconosco quanto de pecador eu sono, eu comincio a vedere o quanto Dio é santo. E eu não riesco a arrivare a questa santità di Dio. Perciò lo Spirito Santo mi dice, Caio, tu sei um pecatore. Existe um Dio che è santo. Questo Dio che è santo vuole manifestare la sua grazia verso di te. Questo Dio che è santo vuole manifestare la sua misericórdia verso di te. Ma tu devi riconoscere che tu non sei giusto, non sei meritevole. Perciò in quel momento lo Spirito Santo comincia a parlare con me. In quel momento che eu mi rendo conto che la mia vita è lontana da questo Dio. Quando lo Spirito Santo comincia a convincermi, eu comincio a percepire o quanto eu sono sbagliato, quanto vivo no peccato, e per avvicinarmi a questa grandezza di Dio, eu devo abbandonare questo stile di vita. E fare o processo di conversione e ritornare al mio Dio. Perciò quando lo Spirito Santo rivela questa storia alle persone, che cosa le persone di solito fanno? O ignora, o percepisce, o vive. Perciò quando lo Spirito Santo ti parla, eu posso ignorare tutto quello che ha parlato. Eu posso transferire e dire che questo non è cosa dello Spirito Santo, è cosa del pastore, è cosa della chiesa, è cosa del mio fratello, della mia sorella. Io non obbedisco. Perché per me la parola di Dio è la mia mente, non è la parola di Dio. Perciò la persona può dare un passo di ignorare tutto questo. Un secondo passo la persona può dire, può darsi che sia vero, ma io non sono pronto ancora per questo momento. Io preferisco aspettare. Ma a terza decisione di una persona può darsi che sia, io riconosco che io devo cambiare di vita. Perciò in quel momento lo Spirito Santo sta trasformando, agendo in quella vita, quella persona, e facendo che sia veramente una nuova creatura in Cristo Gesù. È la trasformazione. Tu già sei stato trasformato da Cristo Gesù? Non chiedo se tu sei stato battezzato. Tu già sei stato trasformato con una nuova mentalità. Tu já sei stato trasformato com um novo modo de pensar. Tu já sei stato trasformato com uma nova vita de acordo com o princípio de Cristo Jesus. Eu não estou falando de religione não serve a nulla. Eu estou falando da graça de Dio nella nostra vita. Tu riesci a sentire questa grazia che ti toglie il senso di un principio di legge e vivi la grandezza di questo amore di Dio? Romani 3:23
La persona deve riconoscere questo. Tutti hanno e sono. Io devo riconoscere questo, che io sono un peccatore, sono lontano da Dio, ma esiste questa possibilità. Perciò che questo Spirito Santo, quando io riconosco questo, viene e comincia a fare questo processo. Efesini 1,13. In Lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in Lui avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo, che era stato promesso. In Lui, dopo che io ascolto, dopo che io credo, vem o sigillo. Romani 5,1. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Questo per me è uno dei testi più belli nel mio cuore, perché adesso sono una persona giusta. Tutti i miei peccati, tutti i miei misfatti, tutte le mie trasgressioni sono stati cancellati. Io sono una persona giusta. Dio mi guarda adesso e vede lo Spirito Santo nella mia vita e dice: Caio, tu sei giusto, perché la mia grazia è entrata nella tua vita. È questo il senso della conversione. 2 Corinzi 5,17: se dunque uno è in Cristo, ele è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate. Ecco, sono diventate nuove. Io mi sono convertito a Cristo 25 di aprile 1980, verso le 20:30 più o meno. Io mi ricordo bene perché è stato il giorno che ha cambiato la mia storia. In quel momento, tanti di voi non erano nati ancora, solo quelli del secolo scorso, no? Ma in quel giorno, 25 aprile 1981, che ho conosciuto la grazia di Cristo Gesù. In quel giorno Dio ha detto a me: Caio, da questo giorno prima tu sei stato perdonato, tu sei stato liberato e adesso tu sei una nuova creatura. E adesso la tua vita ricomincia con tutto nuovo, perché il mio spirito è nella tua vita. Tu sei una nuova creatura. In quel momento la mia vita ha fatto così. Sono rinato. La conversione. Una nuova vita in Cristo Gesù. Le cose vecchie sono passate. Adesso tutto si diventa nuovo. Perché Cristo comincia a abitare nella mia vita e fare un processo, una trasformazione profonda. Giovanni 1,12. Ma tutti quelli che hanno ricevuto, Ele ha dato il diritto di diventare figli di Dio a quelli ciò che credono nel suo nome. 25 di aprile di 1981 io sono nato di nuovo. Io sono diventato figlio di Dio. Io ero una creatura. Io non sapevo niente. Ma in quel momento ho conosciuto questa grazia. Romani 8,9. Voi però non siete nella carne, ma nello Spirito. Se lo Spirito di Dio abita veramente in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Dio, se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, ele non appartiene a Lui. Tu ce l'hai lo Spirito Santo nella tua vita? Tu ce l'hai? Tu sei sicuro che tu appartieni a Dio? Sei sicuro della tua eternità? Tu ce l'hai la certezza che Cristo è nella tua vita e adesso se tu muori, eternità è alla tua portata di mano? Tu c'hai questa certezza? Tutti questi testi che abbiamo parlato, noi stiamo parlando adesso del battesimo dello Spirito Santo. Perciò la parola battesimo significa immergere, e quando noi siamo stati battezzati nello Spirito Santo, noi siamo stati immersi dentro della non sapete, scuola biblica domenicale, quando sono stati immersi nello Spirito Santo, con lo Spirito Santo, il battesimo mi porta a essere immersi nella, comincia con chi e finisce con esa, nella Chiesa di Dio. Non sto parlando di Chiesa denominazionale, non sto parlando di Chiesa, non sto parlando di questo, è nella Chiesa universale di Dio. Perché quando io sono battezzato, io sono stato immerso in qualcosa. E o battesimo nello Spirito Santo è famiglia di Dio. Io sono stato immerso nella famiglia di Dio, che Dio dice che questo si chiama la mia Chiesa.
Perciò una persona che è stata immersa e ha ricevuto il battesimo dello Spirito Santo e adesso vive nella sua famiglia, nella sua chiesa. Perciò o credente vive immerso in una nuova famiglia. Eu sempre condivido com a chiesa. I miei grandi amici sono di quel periodo della década di 80, perché in quel momento sono immerso in una nuova famiglia. E di là loro mi hanno seguito, ho camminato assieme a loro e fino a oggi, dopo 30 e qualcosa anni, la grande amicizia continua fino a oggi. Ci vediamo una volta all'anno, 3-4 ore all'anno, ma la preziosità di quella amicizia si mantiene fino a oggi, perché questa nuova famiglia dove uno prende cura dell'altro. Tu fai parte di un piccolo gruppo, di una famiglia, dove tu riesci a condividere le cose del tuo cuore. Perciò il battesimo dello Spirito Santo è avere questa immersione, in modo che io sono dentro di una nuova famiglia e mi sento protetto con questa nuova famiglia e anche proteggo questa nuova famiglia, perché è la famiglia di Dio. È questa la presenza dello Spirito Santo e è questa la pienezza dello Spirito Santo. Perciò che adesso noi possiamo percepire che questa persona è piena di un Spirito che manifesta le caratteristiche di Cristo. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Perciò adesso gli occhi cominciano a brillare non soltanto perché esiste un desiderio della carne, ma un desiderio di Cristo nella sua vita. 2 settimane fa eu stavo parlando com uma pessoa que ha ricevuto 4 proposte de lavoro, no? E lui non sapeva che cosa decidere. Io ho detto, facciamo un piccolo esercizio. Mi racconta adesso tutte queste tue 4 proposte. Eu vorrei vedere i tuoi occhi. Una, seconda, terza. E dopo lui ha parlato della quarta. E ho detto a lui, a terza no? E lui ha detto, perché pastore? Perché quando tu hai parlato della prima, seconda, la terza, quarta, tu sai veramente dove è il tuo cuore, no? E lui ha detto, hai percepito, i tuoi occhi hanno cambiato. Perciò eu sempre dico a una persona, se tu vuoi vedere la sincerità, guarda nele, non si nasconde niente. Come è bello vedere questo senso della rivelazione, del brillare, della manifestazione di quello che c'è nel nostro. Se la pienezza dello Spirito Santo esiste, e i miei occhi brillano Dio. Se la pienezza dello Spirito Santo esiste, e i miei occhi desiderano Dio. Se la pienezza dello Spirito Santo esiste, e i miei occhi brillano nel momento dell'adorazione a Dio. Oggi stavo facendo 27 anni che questa ragazza qua mi ha chiesto in fidanzamento. Proprio oggi. Lei ha fatto un viaggio di 450 km e è arrivato, io voglio innamorarti, fidanzarmi con te. Dopo lei pagherà la pizza per tutta la chiesa, ok? Ok, ho detto a lei, io ce l'ho 54 anni, 27, metà della mia vita a fianco di questa ragazza. Ossia, metà di quello che io sono oggi sono le caratteristiche di Astrid, no? Tutti i miei difetti sono miei, le mie qualità sono di Astrid, ok? Ma, ossia, parlando dessa coisa de brilhar no primo encontro, o brilhar de quello cominciare un fidanzamento, o brilhar del matrimonio, il brillare di un desiderare Dio. È quel momento che i miei occhi rivelano veramente se io amo Dio. Eu posso dire con la bocca, ma se eu non dico con gli occhi, c'è qualcosa che non va. Eu posso dire, io ti amo. Io ti amo. Cambia tutto. Quando è la pienezza dello Spirito Santo, io amo Dio, desidero Dio, voglio stare con Dio, e i miei occhi parlano della persona di Dio, e ovunque io vado sto testemunhando della persona di Dio, perché Dio è quello che è più importante nella mia vita. È questo brillare, è questa la pienezza, è questa la chiamata di Dio nella nostra vita. Perciò che noi, tutti noi che accettiamo Cristo Gesù, siamo stati inseriti nella famiglia di Dio e noi dobbiamo brillare e desiderare questo Dio. La bellezza di questa chiesa oggi è che sta si moltiplicando tante cose. Domani abbiamo un corso qua di Apocalisse e a Corneliano facciamo un corso per le coppie. Quello che hanno desiderio di vivere Dio, conoscere Dio, vuole stare presente nella conoscenza più profonda di Dio, perché desidero avere una vita allo stile di Dio e non allo stile personale, perché io voglio essere trasformato per questa pienezza dello Spirito Santo nella mia vita.
Prima Corinzi 12, 13 e 12, 7. Infatti, noi tutti siamo stati battezzati. Noi tutti siamo stati battezzati. Paulo está parlando alla chiesa di Corinto, quella chiesa che non era uma chiesa molto semplice. In un unico spirito per formare un unico corpo. Giudei, greci, schiavi, liberi. E tutti siamo stati abbeverati di un solo spirito. Versetto numero 7. Ora ciascuno è data la manifestazione dello spirito per il bene comune. Siamo stati battezzati, siamo inseriti in una famiglia, abbiamo questa possibilità di avere la pienezza dello Spirito, brillare in Dio e adesso riceviamo le manifestazioni dello Spirito Santo di Dio. Perciò lo Spirito Santo, quando è pieno nella mia vita, comincia a traboccare, comincia a manifestar-se, comincia a agire nella mia vita in un modo soltanto che Dio può spiegarmi. È questo senso di essere pieno dello Spirito Santo di Dio. La mia bocca parla di Dio, e i miei occhi parlano di Dio, e i miei gesti parlano di Dio. La mia vita è santa perché io amo Dio, perché quando eu estou nella pienezza di Dio, io non posso vivere l'altra cosa che non sia Lui. Non sto parlando di religione, sto parlando di intimità con questo Dio. Quali sono le manifestazioni dello Spirito Santo nella tua vita? E è interessante che le manifestazioni dello Spirito, la Bibbia dice che è per il bene, non è per me. Avete capito? Le manifestazioni dello Spirito Santo non sono per me, è per il bene comune. Perciò quando estou in una famiglia, io devo manifestare queste manifestazioni verso le persone che sono intorno a me, le persone che stanno vivendo intorno a me. O quanto è importante essere inserito in questa famiglia, o quanto è importante camminare con questa famiglia, perché se non c'è un camminare con questa famiglia, io non posso manifestare la pienezza dello Spirito Santo di Dio. Perché le manifestazioni è verso gli altri. E soltanto quando estou inserito in questa famiglia che io manifesto questo. Perciò le dimostrazioni della pienezza dello Spirito Santo abbiamo in Galati capitolo 5, 22. Perciò il frutto dello Spirito è, abbiamo due anni fa predicato su questi argomenti, no? Frutto dello Spirito che cos'è? Dove io amo? Quando sono nella comunità. Non è quando io aspetto di essere amato. Perché noi abbiamo un senso egoistico della carne, che noi che desideriamo la comunione, desideriamo di essere amati, desideriamo della mansuetudine, desideriamo di... Non è così. Sono io che manifesto. Perché nella pienezza dello Spirito Santo sono io che manifesto. Perciò quando eu sono nella pienezza coinvolto nella famiglia, io amo. Quando eu sono nella famiglia, che cosa esiste lá? Perciò nós stiamo gioiando con tante cose che Dio sta facendo oggi, vedere i bambini qua, che gioia! Siamo nella famiglia. La pace, quando sono inserito nella famiglia, io promuovo la pace. La pazienza, la benevolenza, la bontà, la fedeltà, la mansuetudine, longânimo. Mansuetudine é o senso di non mollare mai, continua a essere sempre, non importa, io vado. E alto, sono le manifestazioni dello Spirito, che io da solo non ce la faccio, che io nella carne non la faccio, ma quando sono inserito nella famiglia di Dio, quando avrà bisogno di questo autocontrollo, di questa bontà, di questa fedeltà, io nello Spirito Santo, nella pienezza dello Spirito, io manifesto. Perciò Galati 5, 16, 25 dice così: io dico, camminate secondo lo Spirito e non adempirete a fatti desideri della carne. 25. Se viviamo dello Spirito, camminiamo anche guidati dallo Spirito. Camminate, adempirete, camminiamo, essere guidati dallo Spirito. E lo Spirito Santo ti parla oggi? Parla. Non ti accusa. Si rivela. E rivela tutto quello che ho bisogno di cambiare. E se lo Spirito Santo está falando, che cosa devo fare?
É o Espírito Santo que me guida. É o Espírito Santo. Lui me guida, ma chi obbedisce sono io. Ou desobedisco. Perciò lo Spirito Santo mi guida, fa, ou não fa, ou não fa, ou não fa. La decisione è mia. Perché lo Spirito Santo non interferisce nelle mie decisioni. Perciò quando nós stiamo conciliando una persona nella parola di Dio, è lo Spirito Santo che ti guida. È lo Spirito Santo che ti rivela. E adesso la decisione è mia di obbedire o no a questa guida dello Spirito Santo nella nostra vita. Lo Spirito Santo está guidando? Sicuramente sim. Sicuramente o Spirito Santo está rivelando. Sicuramente o fruto dello Spirito Santo deve essere manifesto. Perciò ritornando a Efesini 5, ritorna di là, Rafael. Nei primi brani che abbiamo visto, Efesini 5. Forse la terza o quarta. Uno prima di questo. Uno prima. Efesini 5. O secondo o terzo, mi ricordo? Ah, eu inseri o capítulo 4 in quello là, ho sbagliato, ok? Ok, ho sbagliato lá, está Efesini 4 lá, ma è Efesini 5. Ok. Qua, quando siamo nella pienezza dello Spirito, noi manifestiamo 3 verbi importanti. Versetto numero 19. Qual è il primo verbo? Secondo verbo. Terzo. Versetto numero 20. Qual è l'altro verbo? Il 21. Qual è l'altro verbo? Quando sono pieno dello Spirito Santo, io parlo della comunione, dell'unione verso gli altri, io parlo della grandezza di Dio, io parlo le cose che edificano. Quando sono pieno dello Spirito Santo, io canto, io adoro. La mia bocca apre per adorare Dio, io canto lodi, adorazioni, intimità con Dio. Quando sono pieno dello Spirito Santo, la mia vita è un'eterna gratitudine, ringraziamento. Não existe lamento. Não existe lamento. Quando eu sono pieno dello Spirito Santo, eu sono grato a Dio per tutto. Quando eu sono pieno dello Spirito, existe o salmediare. Que coisa é salmediare? Non è lodare. Salmediare significa mettere fuori tutto ciò che c'è dentro del cuore. Salmediare significa quello che c'è nel mio cuore, io trasformo in una poesia, io trasformo in un cantico, io trasformo le parole. Salme é um autore de salmo, é lui que estava salmediando, togliendo fuori del suo cuore tutto ciò che era dentro, per trasformare adesso in azione e parole. Salmediare, io mi apro davanti a Dio e parlo con mio Dio. E l'ultimo che abbiamo visto è essere pieno dello Spirito, io mi sottometto uno agli altri. È questo senso di essere pieno dello Spirito Santo. Perciò quando eu sono pieno dello Spirito Santo e camminando in questo modo, io ce l'ho quello che abbiamo parlato 2 o 3 settimane fa, la potenza di Dinamus, la potenza dello Spirito Santo nella nostra vita per aprire la mia bocca e testimoniare di Cristo. Perché io vivo in questa potenza. Quando siamo pieni dello Spirito Santo, il nostro viso si manifesta alla gloria. E quando eu sono pieno dello Spirito Santo, io sono una persona che vince il peccato. Perché se io non sto nello Spirito Santo, il peccato mi distrugge. Io non porto alla libertà e alla gloria di Dio. Ma se io non sono pieno dello Spirito Santo, il peccato è distrutto. Io posso avere comunione con Dio. Perciò avere la pienezza dello Spirito Santo, questa caratteristica, sono queste caratteristiche. Perciò che quando esiste veramente il significato che sto nella pienezza dello Spirito Santo, le mie preghiere sono risposte. Esiste intimità di preghiera. Existe desiderio com a preghiera, existe o sonho com a preghiera. Perciò c'è un incontro di preghiera dove io sono là, perché io vorrei vivere quella intimità con Dio. Io prego, io vivo. La pienezza dello Spirito Santo è alla nostra portata. Se lo Spirito Santo abita in noi, permetta che Lui trasformi la tua vita. Permetta che Lui ti faccia una nuova creatura. E essere pieno dello Spirito Santo. Noi non possiamo continuare a avere una fede
tiepida o senza sapore. Um cristiano che non c'è sapore non serve, ma che c'è un sapore è quello che vive la grandezza di Dio. È diverso. Tra poco dobbiamo andare a mangiare, prendere una carne, una pasta, non importa, ma tu vai mangiare una buona carne, una buona pasta, un buon riso che c'è un sapore. E quello tu uscirai di quello locale, quello ristorante o da casa tua felice perché tu hai mangiato bene. Quando sono pieno dello Spirito Santo, la mia vita ha sapore. E le persone vogliono stare assieme a me, perché io sono una persona diversa. E questa è la pienezza dello Spirito. Dipende solo dalla mia persona. Tanto a volte il mio orgoglio, la mia superbia non permette questo. Ma quando io uccido questo, io sono libero per essere pieno dello Spirito. Amém? Preghiamo. Nosso Padre, ti ringrazio perché tu non ci hai dato soltanto un Spirito Santo per abitare in noi, ma la potenza dello Spirito che ci trasforma per fare una nuova creatura. Ti ringrazio, Padre. Ti ringrazio, Padre, perché quando la tua parola afferma per la nostra libertà, perché lo stesso Spirito che scrisse la tua parola è lo stesso Spirito che abita in noi e che rivela le tue cose tramite questa parola. Essere pieno, Padre, è obbedire a questa tua parola. E che sia così con me. E che sia così con tutti noi, Padre, e con la tua Chiesa. E che possiamo traboccare, Padre, di questo Spirito Santo. Essere pieno, nella pienezza, ricome della tua presenza nella nostra vita, dove c'è la vera pace, gioia e libertà. Ti ringrazio, Padre, in nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Possiamo cantare, adorare, momento delle offerte, momento della decima. E la Bibbia dice che io devo consegnare le offerte e le decime? Sì o no? Sì. Se la Bibbia dice, è lo Spirito Santo che sta dicendo. Se io faccio, io sono obbediente. La pienezza dello Spirito Santo comincia a agire nella mia vita. Perciò questo momento qua non è una soldi per la Chiesa. È la opera di Dio che Dio vuole sapere dove è la mia fede. Stavo parlando con una persona prima del culto che dice, interessante che la Bibbia dice che parla che sono due Dio, un Dio vero e un Dio falso. Qual è il Dio falso? È soldi. Perché Dio significa quello che prende cura di me. O è Dio o sono i soldi. E perciò il momento dell'offerta è dire, Dio, sei tu che prendi cura di me. Non sono i tuoi soldi, sono libero. Possiamo stare in piedi? Cantiamo? Benedetto in nome. Benedetto è il nome del Signore, cantiamo questo cantico e facciamo questa offerta con gioia e libertà, perché Dio non ci abbandona mai, mai.